Sepolture di epoca romana scoperte in Contrà Portanova, dove erano in corso i lavori per il potenziamento della rete idrica. Storia che riemerge alle porte del centro storico di Vicenza per parlare agli studiosi e permettere di ricostruire attraverso frammenti un passato compreso tra il primo e il secondo secolo d.C. Si tratta di un piccolo nucleo sepolcrale costituito da 3 cremazioni e un'inumazione in un'area della città in cui non erano precedentemente note attestazioni funerarie di questo periodo. Qui siamo fuori dalla cinta muraria di Vicenza, quindi siamo nel cosiddetto suburbio, e il fatto di averle trovate qui ci aiuta a capire come impiegavano gli antichi la campagna, l'agro al di fuori della propria città. Ecco, questa è l'importanza anche dell'archeologia, capire come vivevano, non solo cosa utilizzavano, ma come, dove e in che modo impiegavano il territorio. Tombe che contengono elementi che testimoniano la ritualità funeraria tipica dell'epoca romana. Gli archeologi hanno provveduto a recuperare tutti i materiali e la terra di rogo. I corredi sono i corredi tipici della ritualità funeraria romana, quindi abbiamo dei balsamari in vetro che venivano impiegati nell'aspersione delle ossa, contenevano cioè profumi unguentari che servivano appunto a profumare il corpo del defunto. Troviamo anche del servizio da mensa composto da piccole ciotole, se così le possiamo chiamare, e un'olpe, cioè una bottiglia che conteneva dei liquidi, vino di solito o acqua, impiegati durante le libagioni, quindi i riti di chiusura della sepoltura, dai parenti del defunto verso il proprio defunto. Non appena gli archeologi avranno completato il recupero dei reperti, sarà possibile proseguire con il cantiere. I lavori sono stati interrotti alcune settimane fa quando sono stati fatti i primi rinvenimenti. Il doppio senso di marcia quindi non potrà in questo momento essere riaperto. Abbiamo bisogno per terminare i lavori di almeno un paio di settimane dopo che il cantiere verrà riconsegnato dalla sovrintendenza, quindi verosimilmente avremo bisogno di almeno un altro mese prima di riaprire a doppio senso di marcia Contrà Portanova.